Signori, eccoci, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme delle Persone, Mi Son Veneto. Lo vedete dietro di me il logo di questa trasmissione, una trasmissione voluta, fortemente voluta dal sottoscritto, che come sapete Veneto non è, però che ormai lo abita, la maggior parte del mio tempo l'ho passato qui in Veneto, ma che vuole andare alla scoperta della identità culturale del Veneto, perché ci sono tantissime cose da scoprire. Oggi ne scopriremo ancora tantissime. Gli argomenti che trattiamo oggi sono il primo plebiscito del 1866, scopriremo come alla fine in un certo senso c'è stato già un primo referendum, chiamiamolo così, ma magari pochi lo sanno, nel 1866. Ancora, il punto sull'autonomia, perché si parla tanto dell'autonomia a livello politico, però adesso in diretta ai nostri ospiti politici sapremo qualcosa di più aggiornato in tempo reale. Ancora un fatto, diciamo, storico molto importante, l'emigrazione dei Veneti in America. I Veneti, come molte popolazioni anche del sud, hanno fatto la migrazione nel mondo, quindi veramente, specialmente le Americhe, poi sentiremo delle testimonianze di storici che sono qui con noi. Ma tutti questi argomenti li condividiamo con i nostri ospiti, che adesso la nostra carissima e gentilissima Elisa ci dirà. Elisa, a te. Bene, ciao Vincenzo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Vado subito a presentare i nostri ospiti. Cominciamo con Alessandro Mocellin, presidente Accademia della Bona Creanza e direttore Accademia della Lingua Veneta. Buonasera. Buonasera a lei, ben arrivato. Dottor Edoardo Rubini, esperto di storia veneta, nonché presidente Associazione Europa Veneta. Buonasera. Ben arrivato anche a lei. Grazie. Raffaele Zanon, dirigente nazionale Fratelli d'Italia dell'Associazione Culturale Destra Veneta. Buonasera a voi. Ben arrivato. Michele Bison, promotore del comitato Soldati Dimenticati, i Veneti nell'esercito austriaco dal 1814 al 1866. Buonasera. Buonasera, ben arrivato. Grazie. E Roberto Agirmo, vicepresidente Patto per l'Autonomia Veneta. Io San Marco. Bene, grazie alla nostra gentilissima, carissima Elisa. Diciamo che Elisa riceve ogni volta delle email, messaggi da parte dei nostri telespettatori che vogliono sapere di più di lei. Elisa, cosa possiamo dire di te? Che fai una professione, giusto? Sei un libero professionista. Giusto. Che vive in una città capoluogo del Veneto. Poi non aggiungiamo altro fino a qua, perché sennò poi se svegliamo stasera fin qui. Stasera basta, ecco, per oggi basta. Abbiamo già detto abbastanza, mi pare. Ecco, grazie Elisa. Ecco, quello che vorrei dire è sicuramente questo. Ho scoperto, facendo questa trasmissione, che c'è un problema di fondo. Cioè gli stati in generale, diciamo all'estremo, parliamo dei paesi dell'est dove sicuramente la dottrina politica è intesa più come catechizzazione che non altro, però comunque anche in Italia in un certo senso si insegna una certa storia, una storia, diciamo, come dire, nazionale, usiamo questo termine, e si scopre poi che i nostri ragazzi, i ragazzi veneti non conoscono la storia locale, quindi ci sono degli avvenimenti, delle situazioni che effettivamente hanno determinato la storia successiva del Veneto, ma di cui nessuno sa niente. Ma quando dico nessuno, intendo il 99,9%, cioè solo quelli che studiano, gli esperti sanno di queste cose. Quindi io ne ho approfittato per avere qua due persone appunto che ci danno veramente indicazioni specifiche di quelle che sono successi, di avvenimenti che non sono successi 1000 anni fa, perché magari se io devo parlare dei paleoveneti, allora magari, per carità, si tratta di argomentazioni più analitiche e più approfondite di parecchi centinaia di anni fa, ma parliamo di cose avvenute nel 1820, nel 1850, nel 1866. Ecco, adesso infatti chiedo al nostro Edoardo Rubini, che è un esperto di storia veneta, di raccontarci questo famoso primo plebiscito del 1866, perché così spieghiamo ai nostri telespettatori veneti che c'è stato già un referendum. Cioè alla fine nessuno lo sa, ma non c'era Zaia in quel momento sicuramente, però ecco, ci dica un po' Rubini, che cosa è successo nel 1866? Beh, il 21 e il 22 ottobre del 1866 tutta la popolazione del Lombardo-Veneto, che non era ancora stata annessa al Regno del Piemonte, come la Lombardia, è stata chiamata alle urne.
quindi le attuali 7 province venete, più Mantova, più Pordenone e Udine. Allora, in generale, sembra un portato della democrazia chiamare la gente a consultazioni popolari. In realtà questo plebiscito era l'ennesimo che si teneva in una lunga serie. Questi plebisciti dovevano chiedere l'avallo della popolazione alla prospettiva di essere uniti all'Italia, nel caso del Veneto con una specificità, in quanto non si chiedeva ai veneti a quale Stato avrebbero potuto appartenere, ma si chiedeva di votare un'autodichiarazione di annessione al Regno d'Italia. Quindi la domanda, un quesito sibillino, diciamo. No, non era sibillino, era chiarissimo, siamo italiani, quindi la prospettiva era dare il biglietto del sì o dare il biglietto del no, in quanto si votava con biglietti separati su urne separati e si veniva registrati su registri separati, quindi tutti quelli che votavano no erano schedati. Ecco, diciamo questa... Un po' come avviene al 5 Stelle, insomma, adesso. No, quelli che votano no, molto non peggio. lo so adesso chi è, non lo so. Molto peggio perché io non sono mai stato sul blog dei 5 Stelle, ma... No, si dice che quelli che vengono dicono no, sono... comunque no, in quel caso il sì era sì e il no era no invece, senza alcun dubbio. Solo che il paradosso è che tutti, e lo notavano persino i grandi diplomatici dell'epoca, tutti i plebisciti avevano sempre avuto l'esito programmato dallo Stato che li aveva indetti. Addirittura uno dei fatti paradossali studiando la storia è il caso di Nizza. Nizza apparteneva in precedenza al Regno del Piemonte. Poiché l'esercito francese era intervenuto a fianco di quello piemontese contro gli austriaci, dunque Napoleone III è intervenuto con le truppe a salvare il Regno d'Italia che era completamente inetto sul campo di battaglia. Il prezzo da pagare fu appunto l'annessione di Nizza alla Francia, al Regno di Francia. Ebbene, il paradosso è che in quel caso la gente era decisissima a restare col Regno del Piemonte e c'era una forte avversione al Regno di Francia. Fatto il plebiscito, quasi l'unanimità dei votanti votò per l'annessione al Regno di Francia. E questo mostra in modo plateale, è un po' la cartina di tornasole, la prova provata che i plebisciti assolutamente erano una finzione che tra l'altro rispondeva all'ideologia francese di conquista, perché è stato Napoleone Bonaparte a introdurre questa prassi. No, perché poi fra l'altro è chiaro che Napoleone Bonaparte ha portato innovazioni dal punto di vista giuridico, però effettivamente bisogna capire il grado di alfabetizzazione del periodo, perché comunque adesso non chissà quanta gente, non so se votavano le donne. No. Le donne erano escluse allora dal voto. Quindi anche questa è una cosa grave. Però vediamo, chiedo a Marco, il nostro regista, di mandare un video, il primo video, Marco, che parla appunto della... vediamo qui, il plebiscito del 1866, se possiamo mandarlo, grazie. Il plebiscito si svolse in 2 giornate, sabato e domenica 21 e 22 ottobre. Vi poterono votare gli uomini di età superiore a 21 anni, ma non ne ebbero diritto le donne. Su una popolazione di circa 2 milioni e mezzo di abitanti, votarono in circa 650.000. Domenica e lunedì 21 e 22 ottobre 1866 i veneti furono posti davanti a un quesito che non aveva precedenti nella storia dei plebisciti. Non fu chiesto loro di quale Stato volessero far parte, ma fu chiesto di aderire o meno al seguente testo: dichiariamo la nostra unione al Regno d'Italia sotto il governo costituzionale di Vittorio Emanuele II e dei suoi successori. Una spiegazione per tale stranezza può venire da discorsi dell'epoca, riportati nel libro di Ettore Beggiato sulla grande truffa del plebiscito.
Il comunicato del Presidente del Consiglio Bettino Ricasoli, datato 16 ottobre, poneva la seguente questione. Ma i veneti non hanno già scelto un re ed un governo proprio fin dal 1848, con solenne e spontaneo plebiscito? Gli emissari di Carlo Alberto, infatti, tra il 30 maggio e il 5 giugno 1848 avevano chiamato al voto le sole città di Treviso, Padova, Vicenza e Rovigo, che avevano il nemico alle porte. Tale pronunciamento di 20 anni prima fu parziale e rimase privo di efficacia, in quanto gli austriaci subito occuparono di nuovo quelle città. Proprio il 1848 aveva infatti dimostrato che i veneti volevano rifondare la Serenissima. Nel 1866 il governo Ricasoli era preoccupato dalle possibili reazioni dei veneti, perciò li fece votare su una dichiarazione preconfezionata che non ammetteva alternative. Bene, eccoci di nuovo in diretta, sono le 21:14, quindi dottor Rubini alla fine si è capito che è stata una cosa un po' forzata, diciamo, dai. È stato un voto di mera finzione e all'epoca ideologicamente si accettava che fosse così, cioè la gente era la prima volta che si presentava un seggio elettorale. In precedenza solo nel 1797, proprio con la prima occupazione francese, a Venezia si era votato, e in quel caso avevano fatto votare anche le donne, e si votava per accettare o meno i risultati del Trattato di Campoformido, e quindi i municipalisti giacobini hanno chiamato il popolo a pronunciarsi se mantenere il legame con la Repubblica Cisalpina o accettare l'arrivo dell'Austria, e in quel caso una lieve maggioranza invece, quello è stato un voto molto più serio, e la maggioranza aveva optato per la Repubblica Cisalpina. D'accordo, bene, grazie dottor Rubini. Adesso invece la nostra Elisa ha un consiglio da darci, mi raccomando non scontentiamo Elisa. Elisa, cosa hai da dirci? Troppo carino Vincenzo. Adesso è il momento della pausa pubblicitaria, mi raccomando, rimanete con noi, ci vediamo fra pochissimo. Ora Borsoi è anche concessionaria ufficiale SEAT per le province di Venezia e Treviso. Nuova SEAT Arona FR TDI da €159 al mese con 4.000 euro di vantaggi. A Mestre in via Camarcello 75, a Treviso in via Castellana 39 e su borsoi.net.
E allora col dottor Rubini, eccoci rientrati in diretta, ci ha raccontato qualche aneddoto sul famoso referendum del 1866, però adesso anche la nostra Elisa, che cosa vuoi dirci Elisa ancora? Allora, assolutamente sì, ho da dire una cosa molto importante. Vi ricordiamo che avete la possibilità di partecipare alla trasmissione Insieme Idee Persone Miso Veneto come pubblico, intervenendo in diretta TV con le vostre domande e curiosità. Partecipare è molto semplice, vi basterà inviare la vostra richiesta all'email casting@exo01.it. Bene, mi raccomando, allora non scontentiamo la nostra Elisa. Grazie Elisa. Ecco, io ho saputo, così mi sono informato, che oggi sarebbe la vigilia perché domani c'è il famoso Caodeano, spero di averlo detto bene, cioè come dire, il capodanno del calendario veneto. In effetti il calendario veneto, magari molti di voi lo sanno o non lo sanno, lo diciamo, settembre, ottobre, novembre e dicembre sono i mesi che una volta erano il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo mese, il 12° mese del calendario veneto. Questo è anche da dire perché comunque dal punto di vista astrologico la primavera parte effettivamente dal primo di marzo, cioè noi siamo abituati che la primavera parte col solstizio, però dal punto di vista meteorologico e astrologico comunque il 1° marzo è una data importante, quindi viene richiamata questo richiamo al risveglio della natura, che è un po' la cultura dell'epoca che basava sull'attività dei campi tutta la sua ciclo di vita, e quindi richiama questo famoso questo anniversario. Quindi giusto, ho detto bene Alessandro Mocellini, questa cosa ho imparato bene la lezione? Sì, direi di sì. Possiamo aggiungere delle prospettive interessanti su questo Capodanno Veneto. Intanto chiaramente è legato appunto alla primavera. E è il momento nel quale la natura si risveglia, e quindi proprio a fine febbraio, che evidentemente negli anni bisestili si porta all'ultimo giorno proprio a fine dell'anno, cioè se l'anno finisce il 28, quando ho un giorno in più da metterci ce lo metto alla fine dell'anno e avrò il 29 di febbraio. Nella nostra tradizione abbiamo Fora Febraro, Bati Marso, Ciamar Marso, e con tutte anche le filastrocche inerenti, e questo ci ricorda sostanzialmente che l'anno veneto comincia il 1° di marzo. È legato all'equinozio di primavera, e è legato evidentemente in realtà anche alla nascita di Venezia, perché viene fatta nascere leggendariamente il 25 di marzo, che nei tempi più risalenti era il momento appunto dell'equinozio di primavera. Viene anticipato al 1° marzo, e lì quindi abbiamo i documenti della Serenissima che circa dall'anno 1000 in poi, cioè quando il Ducatus Venetus, che diverrà il Dogado, si affranca progressivamente dall'impero bizantino, ha bisogno di una simbologia anche civile e documentale, e comincia quindi a inserire nei mesi di gennaio e di febbraio la dicitura More Veneto. Quindi oggi, Vincenzo, noi siamo il giorno 28 febbraio 2018, ultimo giorno dell'anno 2018, More Veneto, che in latino significava secondo il modo veneto. Questa è una cosa che ci si porta dietro quando si va a battere col battimarso. Questo è una delle nostre tradizioni forse più diffuse. Ecco, Mocellina, allora va bene, poi spieghiamo un po' questa Accademia della Buona Creanza, questo ABC che poi mi ha spiegato prima fuori onda, però il Caodeano, secondo lei, i giovani di oggi, 20 anni, di 25 anni, conoscono un po' la tradizione secondo lei, oppure non gliene frega niente, usiamo questo termine? Io parto sempre da una frase che sicuramente è la palissiana: tutto ciò che noi conosciamo, prima di conoscerlo, non lo conoscevamo. Quindi qualunque cosa che noi oggi conosciamo è perché qualcuno ce l'ha presentata o ce l'ha insegnata, per esempio a scuola, gli amici, i parenti, o per esperienza personale. Io ho 31 anni, ricordo ancora da piccolo che circa a marzo, quando si poteva togliere il cappotto, andavo in mezzo ai campi a sparare le micette. Non sapevo perché, ma oggi lo so. E quindi quando noi andiamo a riscoprire quella che è una nostra tradizione, in realtà riscopriamo una nostra identità, che non è solamente tradizione, ma è anche maniera di vedere il mondo, e nel nostro caso, nel caso del Veneto, è anche una lingua molto forte e molto potente, che da 200 anni non è più lingua, utilizzata a livello ufficiale, eppure resiste in percentuali
che mi viene da dire quasi allarmanti, cioè com'è possibile che una lingua che non viene più insegnata, che viene bistrattata da quando praticamente esiste la cultura di massa, e quindi negli ultimi 150-200 anni, eppure resiste oltre il 70% qui in Veneto, che però è anche il luogo d'Italia dove si coniuga un altro fenomeno che pare diametralmente opposto, cioè l'apprendimento di lingue straniere, e invece in Veneto si incontra, perché in Veneto abbiamo alta resistenza della lingua locale e alto tasso di apprendimento delle lingue straniere. Quindi questa cosa dovrebbe suscitare l'interesse a livello scientifico, a livello anche politico, per capire che cos'è questo Veneto, che geograficamente non fa parte della penisola italiana, come la Sicilia del resto, che non fa parte nemmeno di quella famosa Padania, che è l'insieme dei territori le cui acque vanno a finire nel Po, ma l'Adige, la Brenta, la Piave non vanno a finire nel Po. Quindi il Veneto non rientra nemmeno nella dialettica ormai antica, di tempi 20 anni, 30 anni fa, ormai, nemmeno nella dialettica Padania, Italia, eccetera, perché è una cosa un po' particolare, un po' diversa. Per esempio anche nel Sacro Romano Impero il Marchesato di Verona non era aggregato al Regno d'Italia, era considerata una marca come la Carinzia, quindi una cosa di confine. Perché? Perché tramite il Veneto i tedeschi si interfacciano con il mondo del Mediterraneo di Levante, col mondo arabo, col mondo turco, col mondo greco, e i veneti si trovano in mezzo. A Venezia abbiamo due grandi ambasciate commerciali, è il Fontego dei turchi, e i turchi sono tutti quelli, diciamo, del Mediterraneo orientale, e il Fontego dei tedeschi. Questi sono i due mercati, queste sono le due interfacce dei quali il Veneto è un anello di, diciamo, una camera di decompressione, vogliamo metterla così. Non è un caso che effettivamente l'Italia è stata proclamata nel 1861 senza il Veneto, perché evidentemente ha una funzione anche economicamente, anche diciamo, a livello di unità politica, una funzione differente. Benissimo. Michele Bisonno, effettivamente evidentemente questa capacità che diceva adesso Alessandro Mocellin di conoscere le lingue sicuramente è una capacità che deriva proprio dal fatto che comunque il dialetto, io che ho girato l'Italia lo posso confermare, sicuramente il dialetto si usa moltissimo proprio anche proprio nella relazione quotidiana fra di voi, quindi questo evidentemente l'orecchio si abitua a sentire un'altra lingua. Vincenzo non ti ha detto la lingua. Come? È la lingua. Sì, vabbè, io parlo erroneamente di dialetto. Lo bacchettiamo, Lo bacchettiamo, imbacchettate. Però Michele Bisonno, effettivamente non può darsi pure che uno, se usa una lingua diversa da un altro, poi alla fine in un certo senso corre il rischio di isolarsi troppo, perché questo è il cavallo di battaglia anche di certe regioni del sud che dicono ecco qua i veneti si vogliono isolare, parlano una lingua diversa, l'unità d'Italia è in crisi, è in pericolo, eccetera, eccetera. Però lei che insomma studia aspetti storici. Ma io penso che uno più lingue sa parlare meglio è. Questo quindi credo che nessuno possa dire il contrario. È assolutamente vero che i veneti parlano tantissimo il veneto e soprattutto pensano in veneto, e sembra che sia qualcosa come il 70% dei veneti che usano la lingua loro abitualmente. E questo però non ci ha impedito di essere la prima regione italiana per flussi turistici. Noi ospitiamo, io abito a Jesolo, sono abituato sin da bambino, ecco, io da bambino già vedevo le persone africane, le persone nordafricane che venivano a lavorare da noi a Jesolo, cioè noi abbiamo una cultura talmente aperta al mondo che certe cose noi non ci facciamo neanche più caso, siamo assolutamente abituati a parlare in tedesco, in inglese, in francese, in spagnolo, perché magari mettendoci il veneto dappertutto, perché se parliamo con uno spagnolo sicuramente ci mettiamo qualche parola di veneto in mezzo, se parliamo con un francese cominciamo a muovere le mani per farsi capire, però no, assolutamente non vedo limitazioni, anzi solo vantaggi. Ecco, Michele Bisone è promotore di questo comitato dei soldati dimenticati. Raccontiamo questa cosa che è veramente, diciamo, particolare. Ma questa cosa è veramente particolare perché io che ho 58 anni e sono un appassionatissimo di storia, soprattutto militare, e mi sono studiato le battaglie delle guerre di indipendenza, io me le sono lette e rilette sin da ragazzino non so quante volte. E mi capita a 4-5 anni solamente fa di venire a sapere tramite l'articolo di un giornale
che i Veneti hanno fatto parte dell'esercito imperiale austriaco e hanno combattuto tutte le guerre dei 52 anni del Regno Lombardo-Veneto con la divisa austriaca, addirittura contro i piemontesi, contro i francesi, contro i soldati italiani del Regno d'Italia. È una storia incredibilmente nascosta e veramente quando mi viene da pensare volutamente nascosta, cioè un po' mi viene da pensare questa cosa. Diciamo che, allora, riprendo una frase di Alvise Zorzi del suo libro La Repubblica del Leone. Dice: l'Italia nata dal Risorgimento si è dimenticata della storia di Venezia. E questa qui è una cosa assolutamente incredibile. Ma qui c'è qualcosa che ha a che fare con una forma di italianizzazione che molti ritengono forzata, che ha fatto sì che al termine del 1866, quando il Veneto è entrato a far parte del Regno d'Italia, sono state bandite addirittura processioni religiose, sono state bandite delle feste paesane, non si festeggiava più il 25 di aprile già dai tempi di Napoleone. Cioè è tutto un qualcosa per far dimenticare una parte della storia, cioè non si poteva probabilmente accettare il fatto che ci fossero in Italia delle persone che non fossero assolutamente d'accordo con l'idea di Italia unita, e quindi pensare che ci fossero centinaia di migliaia di veneti che hanno combattuto contro i soldati italiani e hanno combattuto veramente con vigore e con coraggio, è una cosa che non può probabilmente essere accettata. Almeno fino a pochi anni fa, perché finalmente nel 2004 appare un libro in lingua italiana scritto dallo storico Alberto Costantini che finalmente comincia a dire la verità, a diciamo, dire cosa è successo, a verità. Raccontare la storia. Ecco, però ovviamente la storia va sempre, e lo invito sempre le persone quando raccontiamo di storia, a cercare quello che dicono tutti gli storici, cerchiamo di calarci nel periodo storico in cui avvenivano questi avvenimenti, perché ovviamente se lo valutiamo con la testa di oggi, ovviamente inevitabilmente i rischi di giudizi particolari estremi sarebbero, diciamo, una conseguenza che potrebbe falsare la dinamica storica. Diciamo che all'epoca non c'era l'Italia, non c'era un'unità d'Italia, e sicuramente l'Austria aveva invaso Lombardia e Veneto, quindi ci poteva stare in un certo senso che queste persone, la costrizione obbligatoria, leva obbligatoria, portassero, diciamo, in un certo senso le persone a fare il militare, usiamo questo termine. Non è proprio così, se posso contraddire. No, diciamo, se posso, allora è normale che pensare che quei ragazzi abbiano combattuto per l'Austria per costrizione, e questo è assolutamente normale perché all'epoca tutti i soldati erano di coscrizione obbligatoria. Ma allora dall'analisi, dallo studio del loro comportamento e dal numero delle medaglie che hanno conquistato centinaia e centinaia di medaglie. Io, se potessi raccontare qualche loro episodio di come hanno combattuto, sono qualcosa di incredibile. Alla fine, quando l'Austria ha dovuto rinunciare a questi soldati, pensate che nel mese di settembre, ottobre, che già l'Austria sapeva che quei soldati veneti sarebbero andati via, comunque li ha voluti celebrare, ringraziare, e ha distribuito decine e decine di onorificenze e di medaglie di ogni ordine e grado. Cioè, questi ragazzi qui hanno combattuto in una maniera veramente incredibile, hanno fatto il loro dovere. Se posso aggiungere, i fatti storici smentiscono l'idea di una costrizione. Quando è stata per cominciare la battaglia di Custozza, in terra veneta, ancora austriaca, si sono riversate centinaia di disertori dell'esercito italiano. È vero. Questa gente era costretta e scappava. Invece i veneti che combattevano nell'esercito austriaco si sono comportati da eroi, perché a Lissa hanno guadagnato 2 medaglie d'oro per 2 straordinarie manovre che hanno compiuto. Ricordiamo che sono state affondate 2 unità italiane, la Palestro e la Re d'Italia, e in quel caso lì, quando l'ammiraglio Tegetov ha finalmente raggiunto la sua flotta che era riparata al porto di Lissa,
Lui ha fatto issare i segnali delle bandiere con il messaggio di giubilo per l'imperatore. Quando le ciurme hanno visto questo segnale sull'ammiraglia austriaca, hanno urlato tutti insieme "Viva San Marco!", dopo aver distrutto 2 unità italiane. Quindi ideologicamente i veneti, che pure avevano fatto il 48, ma come avevo spiegato nel filmato, l'idea che li motivava era il proprio stato sovrano, e questo ancora più tra il popolo che tra le cerchie intellettuali che erano state un po' plasmate dall'illuminismo francese. Ecco. Invece il popolo nel 48 di nuovo, e questo lo riportava persino un giornale di Augsburg, le scene con i vecchi con gli stendardi di San Marco che piangevano dopo la liberazione di Manin. Tutto questo sentimento nel 1866 si è manifestato ancora di più, e sul campo di Sadovà di nuovo c'era il reggimento Sigismondo, che era tutto inquadrato con truppe venete, ha guadagnato decine di medaglie al valor militare d'argento. Comunque sono argomenti questi interessanti, infatti diciamo che questi rilievi storici sicuramente non sarebbero mai venuti a conoscenza se non ci fosse stato appunto l'impegno di queste persone come Rubini e Bisogno, che sono andati a scavare nei libri e ad approfondire, a rendere pubbliche queste informazioni. Però, caro Agirmo, io il 22 ottobre del 2017 ho fatto, magari se può Eros, se puoi inquadrarmi questa, se ce la fai, ho fatto questa, sono andato a fare il mio piccolo referendum, che non è quello, è qua il mio nome e cognome, quindi c'è il mio il bravo timbro, e sono andato nella mia, diciamo, posto deputato per votare, grazie a Eros, e non era il 1866 ma era il 2017, ho messo il mio parere. È vero che era un referendum consultivo, però ho detto sì, io sono residente in Veneto, voglio anch'io l'autonomia, però alla fine mi sa che è passato la storia, come si dice in gergo, qua nessuno gli importa più nulla, alla fine tutti, poi fra l'altro, ecco, le faccio anche un'altra domanda, fra l'altro tutti vogliono l'autonomia, però nessuno fa niente per l'autonomia. Tutti la vogliono, nessuno la dà. No, nessuno fa niente per l'autonomia, cioè alla fine siamo lì, però bisogna, sì è giusto, però alla fine cosa facciamo? Guarda, mi permetto prima di fare una piccola distrazione su ciò che è stata fino adesso la puntata. Allora io è dall'inizio della puntata che sto sorridendo. Allora, essere in televisione e poter parlare di storia del Veneto, di lingua veneta, è qualcosa che va al di là dell'immaginabile di fino a qualche tempo fa. Ci ritroviamo a poter parlare di un'attualità che non c'è, ma che c'è stata e che bisogna per forza riscoprire. Io di base sono un indipendentista. Quando qualcuno mi chiede perché sono indipendentista, io direi che la cultura del Veneto, la cultura veneta, la storia, l'arte, tutte queste cose, se riscoperte, se avendo la possibilità di poter star dentro, di immergersi in questo, penso che nessuno non sarebbe indipendentista, perché basta riguardare a chi siamo per la volontà di tornare a essere chi eravamo, in un modo diverso. Tornando invece al discorso che hai appena fatto, ovvero sia di questo fogliettino che a quanto pare è solo un pezzo di carta, perché così pare sostanzialmente, sembra un pochino di essere ritornati al plebiscito del 1866, quando il Piemonte aveva deciso che doveva così essere. Da quest'altra parte l'Italia ha deciso che così non deve essere, nel senso che tutto dà adito a pensare che ciò che è stato promesso in campagna elettorale prima del 2017 fossero chiacchiere distintivo. Nel senso che io mi ricordo un Luca Zaia che diceva pancia a terra, la madre di tutte quante le battaglie, l'autonomia del Veneto c'è, ci sarà al pari di Trento e Bolzano, il che starebbe a significare che il Veneto dovrebbe avere teoricamente le 23 competenze che sono previste anche in Costituzione e il mantenimento nel territorio di 9/10 del residuo fiscale. Fosse così,
diciamo che ci sarebbe già una forma di autogoverno, saremmo già quasi indipendenti. E avrebbero anche ragione le regioni del Meridione a dire che sarebbe un'autonomia che divide l'Italia. Non gli do torto, effettivamente è ragionevole come ragionamento, se andiamo a considerare che effettivamente se Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna trattenessero a sé il residuo fiscale, de facto l'Italia non avrebbe più il sostentamento per le mangiatoie che esistono oggi. Il problema a monte è la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria in ambito territoriale. Ricordo dati di qualche giorno fa, che comunque in realtà sono quotidianità, il Parlamento della regione Sicilia costa più della Casa Bianca. E proprio i siciliani sono coloro i quali, io parlo della politica siciliana, badate bene, non mai dell'abitante della Sicilia, ma della politica siciliana, dicono no, non si può fare l'autonomia del Veneto perché sarebbe uno spacca Italia. Ma loro sono autonomi da quando l'Italia è unita, cioè unita, vorrei capire io, c'è una piccola discrasia in termini sostanzialmente, quindi è del 48, quindi è abbastanza illogico che una regione come la Sicilia dica il Veneto non può essere indipendente, altrimenti indipendente magari, non può essere autonomo perché altrimenti siamo uno spacca Italia. Allora, oggi ci troviamo di fronte a una situazione che è assolutamente non logica. La democrazia, demos e crazia, qua in realtà potrebbe esserci Mocellini che un appunto linguistico, non è questione di logicità, è proprio discriminazione. Assolutamente. Cioè, discriminare significa tratto, ovviamente se le due cose sono diverse le posso trattare in maniera diversa, ma se l'Italia è una, nonostante ci siano 5 regioni autonome, nessuno credo possa obiettare che non sia uno Stato unitario, e se invece di essere 5 sono 6, non mi pare sia diventi una cosa, o 7 o 8, perché non 20? Ma allora diventa non uno Stato tutte a completamente questo federale, va bene, però allora è una scelta, è tutta una cosa prevista a livello costituzionale, quindi no, cioè proprio anche stando solo a livello linguistico. No, volevo chiedere a lei che fa parte di un partito comunque cosa che si ci chiama... fa qua? No, ma anche il nome stesso, Fratelli d'Italia, giusto, mi farebbe pensare che lei sarebbe, vabbè, io so che lei è un patriota, cioè ci tiene alla nazione, però non dovrebbe essere a favore dell'autonomia. No, invece se uno va a studiarsi la storia della destra politica e sociale dalla quale io arrivo, proprio per quanto riguarda il Veneto, potrebbe avere delle sorprese, nel senso che ancora negli anni 60 i primi raggruppamenti legati al movimento sociale, studenti e lavoratori, avevano il simbolo della fiamma tricolore con il leone di San Marco. Io che ho perso dopo. Io che ho perso. No, il leone di San Marco è continuato io sono un fervente legato, diciamo, a San Marco per tanti motivi, ma anche dal punto di vista culturale. Però volevo anche dire che se uno va a vedere la storia, per esempio, della destra, addirittura del Movimento Sociale Italiano, Giorgio Almirante fu uno dei primi politici che presentò delle leggi sull'autonomia, per esempio, della provincia di Belluno. Quindi nella destra c'è sempre stato un forte sentimento che guardava alle riforme dello Stato, e io sono un convinto riformatore di questo Stato nel senso federalista. Il termine federalismo in questo periodo non se ne parla abbastanza, ma io sono qui per discutere. Ormai si è dimenticato. Io invece credo che la via del federalismo forse avrebbe permesso di ricavare quelle forme di autonomia che spettano al Veneto. Ecco perché io con l'Associazione Culturale Destra Veneta abbiamo costituito dei comitati per il sì, abbiamo fatto la nostra battaglia anche in controtendenza rispetto magari a chi era di destra e non la pensava come me. E quindi diciamo onore a chi comunque anche controcorrente crede che ci siano degli spazi da conquistare. Le battaglie, ovviamente l'autonomia si conquista e non si ottiene. Io ho l'impressione che purtroppo le ultime vicende anche governative dimostrino che anche la Lega si sta arenando, perché l'alleato grillino oggettivamente sta impedendo di fatto quel percorso che tutti auspichiamo, un percorso che dovrebbe consentire al Veneto di riformare il suo sistema delle autonomie, ma anche di rivedere poi l'intero sistema dello Stato. Io per esempio sono uno che è convinto che le regioni così come stanno vanno riadeguate a una visione diversa di quella che è insomma
è la nostra geografia attuale. Quindi su questo io credo che anche chi è di destra può confrontarsi su questi temi e può fare una battaglia che io credo sia sacrosanta per chi ama la propria terra. Bene. Poi ovviamente su alcune posizioni, alcune visioni storiche, io sono un amico per esempio di Ettore Beggiato, con Ettore Beggiato abbiamo discusso animosamente sulla Serenissima e sulla Serenissima ci siamo trovati molto d'accordo. Eravamo entusiasti per esempio sulla Repubblica di Venezia, di cui poco si parla, però io sono, per me Manin e Tommaseo sono un punto di riferimento perché furono degli innovatori e dei rivoluzionari al loro tempo, avevano una visione certamente che guardava a una Italia federale. Certo. E quindi però non eravamo d'accordo per esempio sulla visione del plebiscito, perché ovviamente Beggiato la considera la truffa e io la consideravo comunque un fattore innovativo, perché mai prima i veneti, tutti i veneti di allora, si erano espressi dal punto di vista democratico. La gente non sapeva neanche cosa era votare la democrazia, quindi su questo almeno io considero, però il primo mattoncino di una democrazia. Credo che comunque si possano avere delle visioni differenti nel rispetto ovviamente della propria storia e della propria provenienza culturale. Pensa che è assurdo, più o meno il risultato del plebiscito è uguale al risultato del referendum per l'autonomia, nel senso che il plebiscito hanno votato circa il 99% per unirsi all'Italia, era un risultato palesemente farlocco, mentre il risultato del referendum il 98,1% ha votato per l'autonomia. Mi domando se il quesito fosse stato un altro cosa avrebbero votato, ma comunque lasciamo perdere per adesso. Ecco, Girma, volevo chiedere, una volta il federalismo era considerato cavallo di battaglia della Lega, Lega Nord, Lega diciamo di Bossi e qui della Liga Veneta. Poi alla fine secessione, si parlava di secessione, mi ricordo che quando ho fatto le valigie dal sud ho dovuto dare il passaporto per entrare, a parte la battuta. Però adesso invece questi termini sono scomparsi completamente. Ma vedi, per quanto sembra assurdo, la Lega Nord è scomparsa dal panorama politico nazionale. Se voi guardate un pochino quello che succede a livello nord per la Lega Nord, ex Lega Nord, perché ormai si chiama Lega o Salvini, quello che è, non mi interessa, nella maggior parte dei casi i vari centri di potere della Lega Nord, della Lega, sono commissariati. La Lega fondamentalmente ormai, parlavo prima con un amico, tratta di politica quando è a fare le pizze, perché nei comitati non possono più farlo, perché se dicono qualcosa contro Salvini vengono cazziati ed espulsi. Qualcosa è successo anche l'altro giorno a Rovigo, se non vado male, hanno detto che non andava bene quello che faceva il loro capo di turno e sono stati buttati fuori in 21 su 23. Allora, mettiamola così. Hanno fatto un bellissimo progetto per distruggere ciò che era la Lega Nord, che ricordo a tutti la Lega Nord era l'insieme delle leghe del Nord Italia. Sono scomparse, le hanno fagocitate in qualcosa di nazionale. Salvini ha depredato i valori che erano della Lega Nord. Io continuo a sperare, anche se sempre più sommessamente, che la vecchia Liga Veneta, che sono convinto nell'animo e nello spirito ci sia ancora da parte di tantissimi veneti e anche molti rappresentanti oggi seduti in Consiglio regionale, spero che quello spirito torni fuori. Tanto la resa dei conti ormai è vicina, l'autonomia non arriva. E quello che arriverà, se arriverà qualcosa, sarà poco prima delle europee, giusto per incamerare un po' di voti. Quello che arriverà comunque sarà un pacco colossale, perché non può arrivare nulla di più di qualche briciola. Io confido ancora che Zaia alzi un pochino il culo dalla sedia e si metta a battere i pugni. Ho sempre più timore perché non lo vedo cuor di leone, ma più che altro lo vedo come persona buona da amministrare, ma se avesse il coraggio i veneti sarebbero con lui. Ecco, Mocellini, poi fra l'altro le faccio una domanda così politica. In nome di che cosa secondo lei la Lega ha sacrificato quello che è il cavallo di battaglia della sua campagna elettorale, quindi in autonomia, in questo patto con il Movimento 5 Stelle? Cioè è diciamo come dire, una strategia interna, quindi voglio anche i voti del Sud, o è semplicemente per un equilibrio di governo? Io direi che per mia autodeterminazione personale non mi occupo di politica, più che altro perché mi fa venire nervoso e di conseguenza mi considero nell'empireo ciel della cultura, della storia, della lingua, e quindi io posso, se vuole, proprio
giustamente non voglio che questa sua richiesta vada completamente inevasa, quindi rilancio sul piano linguistico. Perché, visto questo, diciamo, all'inizio quando è nato questo governo, molti parlavano come dire, di una specie di governo di unità nazionale, no? Nord, sud, produttivi, meno produttivi. Ecco, perché non si ipotizza? Adesso partiremo con, ve lo posso far vedere anche, con questo comitato per il riconoscimento della lingua veneta. Si potrà firmare in tutti i comuni del Veneto a partire dal 1° di aprile. Faremo anche un convegno internazionale sulla lingua veneta, quindi chi vuole contattare può contattare comitato-linguaveneta@gmail.com e si potrà attivare per il discorso lingua veneta. Ripetiamo le mail. Comitato, anzi ve lo rifaccio rivedere, comitato-linguaveneta@gmail.com. E questa è una proposta di legge ufficiale che è stata depositata anche in Gazzetta il 13 di febbraio ultimo scorso, quindi circa 2 settimane fa, e si partirà in ogni comune, bastano 50.000 firme per portare questa richiesta in Parlamento. Ovviamente i veneti partono per i veneti, questa è cosa giusta e necessaria, perché quello che si deve capire è che il Veneto ha tutte le carte in regola, io parlo sul piano linguistico ma anche su quello storico, per vantare una identità che è sì locale, regionale, che è una storia locale, una lingua locale, ma con un valore e con una potenzialità che sono internazionali. Trattare la storia veneta o la lingua veneta alla stregua della storia del Molise o della parlata molisana è una cosa scientificamente indegna, perché sono delle cose diverse. Non è che le regioni si possono creare, smantellare così. I veneti hanno un nome che resiste da 3.000 anni, continuativamente, non sono nati ieri, questa popolazione continua ad avere questo nome, quindi ecco. Ma a livello italiano che cosa si può fare? E la mia proposta è che si approfitti di questo momento per ricucire, diciamo, antichi errori, secondo me, con questa dialettica nord contro sud, eccetera, e in particolare, non per piaggeria nei suoi confronti, Vincenzo, ma perché c'è un'antica alleanza tra veneti e napoletani, forse è una cosa, come dire, un po' strana per qualcuno, però perché oggi quali sono le grandi lingue che resistono ancora in Italia nonostante il trattamento che hanno subito tutte? Sono il veneto, il napoletano in senso lato e il siciliano. Sono queste le grandi lingue che continuano a resistere. È un caso, non è un caso, che siano gli stessi territori dai quali, come diceva lei prima, è un altro assist per dopo, è partita la grande emigrazione. Questi sono i territori che hanno perso di più nella logica non italiana, vorrei dire, utilizzata per fare l'unità d'Italia. Questi luoghi hanno perso molto in questa unità, tant'è che i veneti sono emigrati nel sud delle Americhe, i napoletani e i siciliani nel nord delle Americhe, semplicemente perché per andare in Brasile si partiva da Genova e poi un Veneto e il porto più vicino per scampare era Genova. Se da Genova si fosse andati a New York, i veneti sarebbero negli Stati Uniti. Non hanno nemmeno scelto dove andare, bastava scampar via. La stessa cosa era al sud, sostanzialmente. E poi c'era tutta una propaganda, eccetera. Ma perché non approfittare di questo momento per ricucire un'altra delle grandi discriminazioni? Nel 1999, 20 anni fa, sono state riconosciute come lingue il ladino, il friulano e il sardo, che hanno un patrimonio locale che è incomparabile rispetto al veneto, al napoletano e al siciliano, che sono decisamente più importanti, che hanno decisamente più quantità a livello letterario, più prestigio, c'è di tutto in veneto, anche in napoletano e in siciliano. Quindi perché non approfittare di questa occasione per riconoscere queste lingue, che almeno ci sia un riconoscimento delle identità territoriali, almeno sul piano culturale, perché la cultura lavora sulle decadi, la politica lavora con la visione da una scadenza elettorale all'altra e non si può navigare così. La cultura naviga invece con delle destinazioni. Una buona destinazione per l'Italia, che è nata multipla, che ha 7-8 capitali, è quella di riconoscere l'esistenza di questi grandi centri culturali. Rubini, Mocellin ha parlato di emigrazione. Sinteticamente questa emigrazione del 1860, quel periodo lì, non è assimilabile alla fuga dei cervelli che oggi sta vivendo l'Italia. Sinteticamente, poi Elisa con la pubblicità. Aspetta Elisa, facciamo parlare Rubini prima. Nessun problema. Io direi invece che delle analogie ci sono, perché la molla che ha fatto emigrare i veneti è stato il totale tracollo dell'economia,
Cioè una volta che i Savoia si sono impossessati del territorio veneto, ne hanno causato il totale depauperamento. Mentre prima esisteva tutto un sistema dalla produzione al commercio all'export attraverso la navigazione, i Savoia si sono completamente disinteressati di questo, hanno applicato la loro politica latifondista e questo ha innescato una miseria terribile aggravata dalla tassazione esorbitanti sui beni primari di consumo, la farina, il sale e quant'altro, ma tassavano di tutto, insomma. Quindi questa gente è andata in rovina ed moriva letteralmente di fame. E oggi direi che purtroppo questa prospettiva invece si è drammaticamente riaffacciata, perché la leva fondamentale che porta i giovani all'estero è la mancanza di lavoro. Quindi di nuovo la crisi economica, e questo dimostra che tutta la retorica del nord ricco è una cosa indicibile, cioè bisogna essere o in malafede o completamente ignoranti per affermare questi schemi ideologici. La verità è che dopo 150 anni la mancanza di autogoverno, l'impossibilità per i veneti di governare il territorio e gestire le risorse li sta portando al tracollo. Bene, grazie Rubini. Allora Elisa, cosa hai da dirci? Grazie Vincenzo, al momento della pausa pubblicitaria, poi ci ritroviamo subito dopo in diretta qui. Grazie. Ben ritrovati, siamo di nuovo in diretta qui da Rubano, sono le 21:56 e adesso è il momento di ringraziare il nostro sponsor ufficiale, Exo01. È una società di comunicazione che si occupa di valorizzare le attività delle imprese. Non produciamo solo siti, grafica, eccetera, ma siamo vicini all'imprenditore proprio per valorizzare la sua immagine, mettendo a disposizione tutti i canali mediatici, TV, giornali e social. Accendere i riflettori sulla tua azienda ti permette di avere visibilità e rimanere competitivi sul mercato per sbaragliare la concorrenza. Se vuoi essere unico, affidati ad Exo01. Bene, grazie Elisa. Bene, poi magari la domanda che ho fatto a Mocellin, Girmo, meriterebbe una puntata ad hoc, quella cioè del compromesso, fra virgolette, di scelta strategica della Lega di portare avanti la bandiera dell'indipendenza e poi magari dimenticarla per i voti del Sud. Voleva dirmi qualcosa? Sì, vorrei aggiungere qualcosa sulla povertà del Veneto che ha spinto i veneti a scappare. Allora, dobbiamo ricordare che abbiamo avuto 3 guerre di risorgimentali, sono state tutte e 3 combattute qui. Quindi per forza hanno impoverito il nostro territorio. E poi l'economia veneta aveva il suo sbocco naturale nei paesi dell'impero d'Austria. Erano 19 paesi e i veneti, l'agricoltura veneta, l'artigianato veneto vendeva e aveva questo il suo bacino di lavoro, di esportazione. Usciti dall'impero d'Austria non hanno più avuto clienti
l'Italia era troppo povera per acquistare i nostri prodotti, la povertà è stata, quindi... Per non parlare, è proprio questo il punto, il Fontego dei tedeschi e il Fontego dei turchi, quindi il centro Europa e l'aspetto, diciamo, navale. Quando l'Italia, e su tutti i nostri libri di storia noi lo studiamo come una grande idea, invece fu il disastro per il Veneto e per tutto il meridione, il famoso triangolo industriale. Milano, Torino, Genova. Genova si è pappata tutto il commercio a livello marittimo, produzione spostata a Torino, logistica, poi progressivamente la finanza, eccetera, a Milano. Ma cosa significa questo? Significa che io prelevo, raso tutte le pecore contemporaneamente e con la lana che vendo nutro il 10% delle pecore. E poi tratto il 90% delle pecore a cui non ho più dato da mangiare ma ho tosato, le tratto come dei pezzenti. E questo è quello che è successo, è una cosa indegna dal punto di vista, guardi, puramente egualitaristico, cioè, la prima guerra mondiale l'avessero fatta in Piemonte, almeno le bombe sotto i radici se catava i piemontesi, al di là del fatto che sono morti tutti sull'altopiano, sono morti i sardi, chiunque, questa è una cosa, vabbè, lasciamo stare, non abbiamo nemmeno il tema, però bisogna pure porci questa, se l'Italia vuole sopravvivere a se stessa, deve aprire gli armadi e scoprire quali sono gli scheletri nell'armadio, che non significa temerli, bisogna però incontrarli. Evidentemente bisogna, questa cosa non piace allo Stato. Guarda caso, quando si parla di Piemonte che ha iniziato a fare le filiere, eccetera, eccetera, perché sono tutte quelle che sono state depredate nel Regno delle Due Sicilie, quindi la tecnologia era nel Regno delle Due Sicilie, è stata presa e portata a Torino, quello che era la base navale, che era Venezia, è stata portata a Genova, quindi quello che era l'impero, che non era un impero, dei piemontesi, i Sabaudi, sostanzialmente ha depredato tutte le ricchezze che ha trovato nella penisola, se le ha portate e ha reso povere in quel momento il Veneto ed il Meridione. Questa è la storia d'Italia. E anche linguisticamente questo è vero. Tutti coloro che parlarono della lingua italiana, che la studiarono, che le insegnarono tutti quanti, pensiamo a Manzoni, erano tutti cosiddetti dialettofoni, cioè la loro lingua madre era la lingua locale, tutti quanti. Poi questo non solo non ha impedito il florilegio della loro capacità letteraria, ma l'ha nutrito. Quindi oggi se a scuola, nonostante si insegnino 2600 ore di lingua italiana e stesso nessuno si può parlare italiano correttamente, a parte Elisa che sicuramente che ha fatto la toscana, che ha fatto corsi di edizione, se sente, mi da tenore lirico percepisco questo. Ecco. Però quello che voglio dire è che nessuno aveva pensato all'Italia unita o anche alla lingua italiana in questi termini. Cioè uccido tutti perché devo omogeneizzare sulla stessa cosa, perché questo è il trattamento tipico della bugia, faccio tacere tutti e dico la mia verità. E la vera Italia, come qualcuno l'ha pensata, era sempre pluricentrica e non era gestita in questa maniera. Quando Dante scrive il De Vulgare Eloquentia intende dire, ci dice nel 1300 ci sono 14 lingue in Italia, ma nessuna di queste può essere la lingua di tutti. Proviamo a fare un'altra lingua nuova. Allora significa che dal 1300 esiste il veneto, esiste il siciliano, ma l'italiano non c'era. Per assurdo, la stessa Costituzione italiana è basata su una logica federalista, è basata. In realtà poi non lo è, perché il dato di fatto te la rende uno Stato centrifugo, certo quanto centrato su Roma, ma di base quando l'hanno pensata la Costituzione avevano calcolato che non potevano continuare a fare uno Stato centralista, tant'è che è basata tutto su una logica federalista che non viene applicata. Bene, allora Zanoni, secondo lei fra 20 anni parleremo ancora di autonomia, faremo le barricate oppure... Io sto con i rivoluzionari. Tanto noi siamo giovani, quindi... Sto con i rivoluzionari. Ora ti arruolo, Raffaele. Allora, siccome dobbiamo anche dire che il Veneto non sempre ci furono grandi rivoluzionari, non sempre ci furono. Vabbè, c'è stato un periodo come 1848. Quando parlo di rivoluzionari penso ai moti studenteschi di Padova, penso... L'ultimo è Manin in Veneto. Penso a Manin, penso ai fratelli Bandiera, che erano tra l'altro figli di un altro ufficiale della Marina austriaca. Non certo l'ultimo doge, insomma. Penso comunque a tanti patriotti che in realtà erano, anche in quel caso là, furono volontari e furono protagonisti del Risorgimento. Ovviamente c'è chi è un detrattore del Risorgimento, chi non è un detratore, non è un dittatore. Io sono convinto che ci sia, rispondendo alla tua domanda, la necessità
che la politica cominci a passare dalle parole ai fatti. Oggettivamente, sono anch'io d'accordo, questo impasse quasi inatteso, perché lo stesso Zaia in qualche maniera dava per scontato, nel messaggio di fine anno diceva questo sarà il 2019, sarà l'anno dell'autonomia, davamo tutti per scontato, poi qualcosa si è arenato in Consiglio dei Ministri. Ma anche la Lega, se pensa di poter riformare l'Italia, ricostruire il nostro tessuto sociale e economico con i grillini, farà molta fatica. Non ci resta che aspettare. Ecco, io velocemente allora saluto, siamo in chiusura, Alessandro Mocellin, Presidente Accademia della Buona Creanza, il dottor Edoardo Rubini, esperto di storia veneta, Raffaele Zanon, dirigente nazionale Fratelli d'Italia, Associazione Culturale Destra Veneta, Michele Biciono, promotore del Comitato Soldati Dimenticati, Roberto Agimo, Vicepresidente Patto per l'Autonomia Veneto. Ecco, quello che voglio dire, non so, però correggetemi se lo dico male, buon Cao Deano 2018 More Veneto. Questo auguri a tutti. Questo significa anche appartenenza. Viva San Marco. Auguri.